Eder. Mac. Pallister. Io sono tranquillo. Per quanto riguarda la scomparsa di Liliana, non ho niente a che fare. Anzi, non vedo l'ora di avere risposte da parte dei miei avvocati per cercare di capire. Sono in attesa di scoprire chi abbia ucciso mia moglie. Continuo a fare viaggi in bicicletta. Li ho sempre fatti. Una volta li facevo con Liliana, adesso faccio le stesse cose e ripercorro certi posti dove sono stato con lei. Non è che mi diverta, ma questo senso di libertà, questo piacere di vedere cose nuove e posti meravigliosi mi dà quell'aiuto che non può darmi nessuno. Per questo viaggio tantissimo. Mi manchi tanto, tanto, Lily. Vorrei poterla avere qui vicino a me. Io sono sempre stato un lupo solitario. Io e Liliana eravamo due lupi solitari, per questo andavamo in giro quasi sempre soli, specialmente nei viaggi impegnativi. In Europa, in Spagna, in Francia, in Italia, abbiamo fatto un po' tutto. Io adesso vado per conto mio. Non ho voglia di coinvolgere altre persone, anche perché sono in una fase delicatissima. Anche se fortunatamente non sono stato abbandonato, le amicizie sono sempre rimaste. Non devi confonderle con quello che riguarda determinati amici e parenti. Per il resto, tutta gente che ha comunque stima in me, mi è vicina. Non crede assolutamente che io abbia a che fare con la morte di Liliana. Anzi, mi sono molto vicini. Anche da indagato, sono sereno e tranquillo, nel senso che può essere un atto dovuto. Adesso vediamo con gli avvocati cosa covano sotto, cosa c'è. Vogliamo sapere quali elementi hanno in mano gli inquirenti. Delitto di Garlasco, incidente probatorio 2025. Il fruttolo della discordia e la scienza infallibile, forse. Benvenuti al nuovo episodio di CSI Garlasco, la saga infinita, dove ogni oggetto, anche un sacchetto della spazzatura, può diventare protagonista di una scena del crimine datata 2007, ma che magicamente riesce a generare nuove indagini ogni tot anni, come le edizioni di Sanremo. Domani, 19 giugno, si apre il secondo appuntamento dell'incidente probatorio nella rinnovata inchiesta sulla morte di Chiara Poggi, con il focus che, stavolta, è su qualcosa di davvero esplosivo. La pattumiera. Sì, avete letto bene. Dopo 18 anni di silenzi, condanne definitive, battaglie legali e ricorsi su ricorsi, la scena si sposta tutta su un sacchetto di plastica azzurrino, contenente l'antico bottino di una colazione qualunque. Vaschette vuote di fruttolo, contenitori di estate, biscotti, cereali e il sacro cucchiaino dimenticato sul divano. Tutto, naturalmente, rimasto indisturbato nella villetta di Via Pascoli fino al 2008, quando la famiglia Poggi rientrò in possesso dell'abitazione. A quel punto, colpo di scena, la spazzatura venne sequestrata. A chi non capita di conservare 8 mesi di immondizia prima di accorgersi che potrebbe servire per un incidente probatorio? La pattumiera del destino. Domani i periti nominati dalla GIP Daniela Garlaschelli, la genetista Denise Albani e il dattiloscopista Domenico Marchigiani avranno l'onore di aprire il famoso sacchetto dei misteri. A quel punto la suspense raggiungerà vette mai toccate. Troveranno DNA, impronte, tracce di chi ha fatto colazione con Chiara il 13 agosto 2007? Forse una mano insanguinata che ha toccato la plastica del fruttolo? O magari, perché no, uno scontrino parlante come nelle storie di Chi l'ha visto. Tutto si gioca sul fruttolo. Perché Andrea Sempio, attualmente indagato per la terza volta in 18 anni, ha giurato in tutte le salse di non averlo mai mangiato. Non quel giorno. Non mai. Il fruttolo è diventato un po' il suo alibi inverso. Se salta fuori il suo DNA sulla confezione non potrà più dire «non l'ho mangiato, non ero lì». E addio fruttolo, addio innocenza. L'era della scienza ritrovata. Nel frattempo, mentre i periti scavano nel sacchetto come archeologi in un sito Maya, si apre un altro fronte, quello delle impronte. Martedì scorso, nella prima giornata dell'incidente probatorio, si è lavorato su metà delle 35 impronte repertate. Alcune risalgono addirittura alle prime indagini, altre sono più recenti. Una, la numero 33, è ormai famosa come un personaggio di Netflix.
attribuita ad Andrea Sempio, nonostante i difensori del giovane continuino a sostenere che si tratti di un errore frutto del solito DNA scarso, degradato, compromesso, praticamente un relitto biologico. Ma la scienza, si sa, non si arrende. Gli esperti analizzeranno anche la intonaco delle scale, il famoso pigiama di Chiara, eppure i tamponi prelevati dalle unghie della vittima. Perché, secondo il genetista Carlo Previdere, il DNA trovato lì è compatibile con Sempio, secondo altri no. Dipende da come ti svegli la mattina. Non dimentichiamo poi le impronte dei piedi insanguinati, le 3 sedie disposte nella cucina, una nuova geometria del crimine e il telefono, colpito da una macchia di sangue nel vano della cornetta che lascia supporre che Chiara abbia cercato aiuto. Ma nessuno ha prelevato nulla. In fondo, a cosa serve un prelievo da un telefono sporco di sangue in una scena del crimine, giusto? Il sogno del DNA e i fantasmi della colazione. Nel frattempo, l'avvocato di Sempio, Massimo Lovati, ha avuto una visione onirica in cui il DNA del suo assistito appariva nello yogurt, letteralmente un incubo per ogni difensore. Ma Sempio, serafico come un guru tibetano, ha dichiarato: «Non ho nulla da temere. Questa storia è già stata archiviata 1000 volte». Peccato che la pattumiera non lo sapeva e ha deciso di riemergere come protagonista assoluta del 2025. Nel dubbio, domani si analizzerà tutto: il tappetino del bagno, il cartone della pizza, le impronte sulle porte, le confezioni del tè, il cucchiaino sul divano e forse anche la disposizione astrologica delle sedie attorno al tavolo. I periti dovranno anche comparare i profili genetici con una lista lunga come un elenco telefonico degli anni 90. Mattia Capra, Roberto Freddi, Alessandro Biasibetti, Marco Panzarasa, Stefania e Paola Cappa, i carabinieri Cassese, Pizzamiglio, San Giuliano, Ballardini, una saga familiare che fa impallidire Beautiful. 3 mesi di gloria. La roadmap è chiara, 90 giorni per analizzare tutto, poi il 24 ottobre il verdetto della scienza. Intanto la pattumiera veglia su di noi, silenziosa testimone di un Ferragosto del 2007 che continua a far parlare di sé come se fosse ieri. Un'ultima riflessione. In un paese in cui ogni giorno scompaiono interi fascicoli, cadono prescrizioni, si smarriscono corpi del reato e si distruggono reperti chiave, la spazzatura di Casa Poggi è sopravvissuta integra per 18 anni. Un miracolo? No, una metafora. L'Italia è il paese dove la giustizia, come l'umido, fermenta lentamente e dove perfino un fruttolo scaduto può cambiare le sorti di un caso giudiziario. Appuntamento a domani, stessi rifiuti, nuove verità o nuove illusioni. Processo per l'omicidio di Alice Neri, la difesa di Galul all'attacco contro un'indagine a tunnel. È cominciato il contrattacco della difesa nel processo per l'omicidio di Alice Neri, la 32enne di Ravarino trovata carbonizzata nel bagagliaio della sua auto a Fossa di Concordia, nella Bassa Modenese, il 18 novembre 2022. Una scena del crimine atroce, un corpo dato alle fiamme, una giovane madre uccisa in circostanze ancora oggi avvolte da molte zone d'ombra. Ed è proprio su quelle ombre che ieri in aula l'avvocato Roberto Ghini ha puntato con forza il dito. Difensore dell'imputato Mohamed Galul, unico rinviato a giudizio per il delitto, Ghini ha iniziato la sua lunga arringa, destinata a proseguire mercoledì prossimo, con un'esposizione di oltre 4 ore, durante le quali ha attaccato duramente il metodo seguito dagli investigatori. Un'indagine tunnel, ha ripetuto come un mantra. Un'indagine cioè cieca, focalizzata sin dall'inizio su una sola pista, senza esplorare con doveroso rigore tutte le possibili alternative. Per la difesa, la procura avrebbe trascurato elementi potenzialmente decisivi per ricostruire il vero movente, le ultime ore della vittima e le reali responsabilità. L'arringa difensiva si inserisce nel momento conclusivo di un processo complesso e doloroso che cerca di stabilire una verità giudiziaria sulla fine di Alice Neri, donna, madre, moglie e lavoratrice, uccisa all'età di 32 anni. Una verità che, come spesso accade in casi così mediatici, è diventata oggetto di una narrazione frammentata e a tratti contrastante, che si riflette anche nei ruoli in aula. I legali della madre e del fratello di Alice, presenti come parti civili ma rimasti in silenzio stampa per settimane, hanno rotto brevemente il riserbo, liquidando le argomentazioni della difesa come nulla di nuovo. Una risposta secca, a voler sottolineare che, dal loro punto di vista, non ci sarebbero elementi in grado di minare la ricostruzione dell'accusa.
In aula anche le associazioni Casa delle Donne e UDI, Unione Donne in Italia, da sempre impegnate contro la violenza di genere, che hanno commentato con fermezza una scelta che ha fatto discutere, quella di Nicholas Negrini, marito di Alice, di uscire dal processo come parte civile. Un passo compiuto nei mesi scorsi e formalizzato dal suo avvocato Antonio Ingroia sulla base di una motivazione non banale. Negrini non si è mai detto convinto della colpevolezza di Mohamed Galoul. Una posizione che ha spaccato l'opinione pubblica e lasciato emergere interrogativi sulle dinamiche familiari e personali che hanno preceduto il delitto. L'ex PM Ingroia, a sua volta, ha precisato che il ritiro dal processo non equivale a un'assoluzione, ma a un atto coerente con l'onestà intellettuale del marito, che non avrebbe voluto accusare un uomo su cui non riteneva ci fossero certezze sufficienti. Una presa di posizione scomoda, certo, ma che riporta al centro dell'attenzione un tema scomodo, quello del dubbio. Intanto il processo si avvia alla conclusione. La parola spetterà ancora alla difesa la prossima settimana per completare l'esposizione delle proprie tesi. Poi toccherà ai giudici decidere se Mohamed Galoul, arrestato in Francia nel dicembre 2022, estradato e detenuto in Italia, è il vero responsabile di quel crimine brutale, oppure se l'indagine ha davvero imboccato, come sostiene il suo avvocato, un tunnel da cui ha escluso tutto il resto. Resta l'attesa per la sentenza e per il verdetto che dirà, almeno a livello processuale, chi ha ucciso Alice Neri. Ma resta anche il dolore di una comunità e di una famiglia spezzata per sempre. Mancano i dati, mancano le prove, non hanno raccolto i dati elettronici, non hanno raccolto il traffico dati, non hanno raccolto i tabulati, non li hanno esaminati, hanno fatto un sopralluogo calpestando ogni traccia senza tenere traccia di quello che c'era, erano arrivate altre auto in quel luogo e non erano arrivate, ma sono talmente tanti gli errori che si fa fatica davvero a elencarli, sono un'infinità. Ad oggi quello che è stato l'intervento difensivo l'ho trovato piuttosto astratto e soprattutto nulla di imprevedibile rispetto a temi che sono stati già affrontati e su cui c'è già stata una risposta da parte della Corte in questi lunghi anni. Da parte dell'avvocato di Negrini è uscita l'espressione di vittimizzazione secondaria del proprio assistito. Diciamo che ci siamo sentite toccate un po' nel vivo, perché la vittimizzazione secondaria è un concetto anche normativo e prima di utilizzarlo bisognerebbe saperne il significato. Uomo di oltre 70 anni, Giuseppe Romano, pensionato e vedovo, è stato trovato morto nella sua abitazione di Via Valenti a Leonforte. L'anziano viveva da solo. Il suo corpo giaceva in una pozza di sangue con evidenti segni di violenza. È stato colpito più volte con un oggetto contundente, presumibilmente un martello, rinvenuto accanto al cadavere. Alcuni dei colpi, secondo una prima ispezione, lo hanno raggiunto alla testa con particolare ferocia. Le indagini sono affidate agli agenti del commissariato di Leonforte, sotto il coordinamento della procura di Enna. Gli investigatori non escludono nessuna pista. L'ipotesi più immediata è quella di una rapina degenerata in omicidio, ma chi sta conducendo l'inchiesta lascia intendere che il ventaglio di possibilità resta ampio. La scena del crimine era intrisa di sangue, a indicare una violenza prolungata e brutale. La scoperta è avvenuta nel primo pomeriggio, ma inizialmente si era pensato a un incidente domestico. Solo in un secondo momento, dopo i primi rilievi, si è delineato il quadro di un omicidio. Polizia scientifica e collegale sono rimasti a lungo nell'appartamento per i rilievi, mentre fuori si radunava un gruppo sempre più numeroso di residenti, increduli e sconvolti. Un dettaglio inquietante complica ulteriormente il caso. Non sono stati riscontrati segni di effrazione. Questo elemento fa pensare che Romano potrebbe aver aperto spontaneamente la porta al suo aggressore, ipotizzando dunque un legame di conoscenza tra vittima e assassino. Resta ora da capire chi fosse quella persona e soprattutto perché abbia deciso di colpire con tanta violenza. Mi auguro che chiunque abbia fatto una cosa simile venga trovato e paghi per quello che ha fatto. La voce rotta dall'emozione è quella di Giovanna Romano, figlia di Giuseppe, l'uomo di 79 anni ucciso brutalmente a Leonforte nella mattinata di oggi, nella sua casa di Via Valenti, a pochi passi da Piazza Annunziata, nel cuore del centro storico. Giovanna vive lontano dalla Sicilia da quasi 4 decenni.
Dopo la morte della madre, lei e il fratello lasciarono il paese. Giuseppe era rimasto a Leonforte, solo. Aveva scelto una vita ritirata, in una casa in cui, come racconta la figlia, non voleva nessuno tra i piedi. Non era un uomo di molte parole, ma sembrava tranquillo. Ho saputo quello che era successo tramite una mia cugina, racconta, e poi ho chiamato la polizia. Non ho idea di cosa sia accaduto, ma spero con tutto il cuore che chi ha fatto del male a mio padre venga assicurato alla giustizia. Per il momento il clima resta sospeso. La polizia mi ha spiegato che stanno ancora facendo accertamenti. Non c'è nulla di definitivo, stanno lavorando, spiega ancora la donna. Il padre, ormai in pensione da tempo, viveva nel centro cittadino, in un appartamento modesto e appartato. Era il maggio dell'87 quando ce ne siamo andati. Da allora lui ha sempre voluto restare lì da solo. Era una sua scelta. Non è ancora chiaro quando si svolgeranno i funerali. Appena ci faranno sapere qualcosa io tornerò a Leonforte, dice Giovanna. Intanto per tutta la giornata Via Valenti è stata teatro di un'intensa attività investigativa. Gli agenti del commissariato di Leonforte, insieme alla scientifica e al medico legale, hanno presidiato la scena del crimine. A lungo si sono susseguiti i rilievi, gli interrogatori e i sopralluoghi, mentre la notizia correva già da ore sui telefoni e sui social. Su TikTok è comparso anche un video in cui si parla di una rapina finita male. Un'ipotesi che circola tra gli abitanti e che riecheggia tra i mormori del paese. Ma le autorità, almeno per ora, mantengono un rigoroso riserbo. Nessuna conferma ufficiale, nemmeno sull'evidenza dell'omicidio, anche se ufficiosamente nessuno pare avere dubbi. Le modalità, la violenza, il martello trovato accanto al corpo e l'assenza di segni di effrazione suggeriscono che l'assassino potrebbe essere qualcuno di conosciuto, qualcuno che Giuseppe Romano aveva lasciato entrare. Un delitto che scuote una comunità intera, lasciando domande ancora senza risposta e un silenzio pesante come il sangue rimasto sul pavimento di quella casa. Un banale rimprovero, una frase di quelle che ogni madre pronuncia ogni giorno, è bastata per innescare una tragedia irreversibile. A Racale, in provincia di Lecce, Filippo Manni, 21 anni, ha confessato di aver ucciso la madre, Teresa Sommario, 52 anni, colpendola più volte con un'ascia. Il motivo? Secondo quanto emerso durante l'interrogatorio, un rimprovero per non aver salutato entrando in casa. Nulla che potesse far immaginare un'esplosione di violenza simile. Eppure è bastato. Davanti alla PM Simona Rizzo, Filippo ha raccontato i dettagli dell'omicidio con una freddezza sconvolgente, priva di rimorsi o lacrime. Mi si è spento tutto, avrebbe detto, seduto accanto al suo avvocato Francesco Fasano. Sono salito al piano di sopra, ho preso l'ascia e l'ho uccisa. Altre volte, per scherzo, gliel'avevo detto, oggi l'ho fatto. Parole che fanno gelare il sangue e che, secondo gli inquirenti, potrebbero rivelare una forma di premeditazione. Forse non studiata nei dettagli, ma comunque covata nel tempo. Il giovane è stato sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Attualmente è detenuto nel carcere di Lecce sotto stretta sorveglianza, anche per prevenire eventuali gesti autolesivi. Sarà il giudice per le indagini preliminari a valutare nei prossimi giorni la convalida del fermo e la misura cautelare più adeguata. Intanto è stata disposta l'autopsia sul corpo di Teresa Sommario. L'esame sarà effettuato venerdì 20 giugno dal medico legale Alberto Tortorella e dovrà stabilire il numero esatto dei colpi ricevuti e ricostruire con precisione la dinamica del delitto. I carabinieri, nel frattempo, hanno sequestrato l'abitazione per effettuare ulteriori accertamenti tecnici. Chi conosceva la famiglia parla di una situazione apparentemente normale. Teresa, collaboratrice domestica saltuaria, era considerata una donna riservata ma gentile, molto presente nella vita dei figli. Filippo invece era noto in paese come un ragazzo introverso, chiuso, con pochi legami sociali. Nessun precedente penale, nessun allarme psichiatrico, almeno ufficialmente. Ma alla luce dei fatti, la procura non esclude di richiedere una perizia per valutare la capacità di intendere e volere del ragazzo al momento dell'omicidio. La comunità di Racale è attonita, colpita da un orrore che si è consumato dentro le mura di casa, nella quotidianità di una famiglia qualunque. Non avremmo mai pensato che potesse accadere una cosa simile, dice una vicina di casa. Teresa era una brava donna e Filippo, sì, silenzioso, chiuso, ma non sembrava pericoloso. Un dramma che ha il sapore amaro di un disagio mai affrontato, forse mai compreso,
ma che ha finito per esplodere con una violenza furiosa, devastando per sempre ciò che restava di una famiglia. La Corte di Cassazione ha messo la parola fine sulla vicenda giudiziaria dell'omicidio di Rosina Carsetti, la 78enne trovata morta nella sua villetta di Monte Cassiano la sera della vigilia di Natale del 2020. I giudici della Suprema Corte hanno confermato le condanne inflitte in appello. Ergastolo per la figlia Arianna Orazzi, 27 anni di reclusione per il nipote Enea Simonetti e 4 anni e 6 mesi per Enrico Orazzi, marito della vittima, ritenuto colpevole di maltrattamenti in famiglia e simulazione di reato. Una sentenza che ribalta radicalmente quanto deciso in primo grado dalla Corte d'Assise di Macerata, dove a essere condannato all'ergastolo era stato Enea, mentre Arianna ed Enrico erano stati assolti dall'accusa di omicidio e condannati soltanto a 2 anni per simulazione. La Corte d'Appello di Ancona aveva invece ricostruito in modo diverso la vicenda, attribuendo l'omicidio, considerato premeditato, a madre e figlio, con una dinamica brutale e calcolata, e oggi la Cassazione ha validato in toto questa impostazione. Le motivazioni della sentenza saranno rese note nei prossimi giorni. Secondo i giudici, Arianna ed Enea aggredirono Rosina all'interno della casa di famiglia la sera del 24 dicembre, al termine di una tensione crescente in un contesto familiare già compromesso da anni di maltrattamenti. In aula era emersa una frase inquietante, riferita da Arianna alla madre poco prima del delitto: «Se succede qualcosa a Enea, ti ammazzo». La donna, oltre ad aver partecipato attivamente al delitto, si impossessò del cellulare della madre e lo nascose, per simulare successivamente una rapina. Quel tentativo di depistaggio fu proprio il punto di partenza delle indagini. La sera del 24 dicembre 2020, infatti, Arianna chiamò i soccorsi parlando di un'aggressione in casa a scopo di rapina. Una versione che lei, Enrico ed Enea sostennero per settimane, ma i carabinieri del reparto operativo di Macerata, coordinati dalla procura, riuscirono a smontare progressivamente il racconto fino ad arrivare alle contestazioni attuali. Nell'ultima udienza in Cassazione a Roma erano presenti soltanto gli avvocati delle difese. Olindo Dionisi per Arianna Orazzi, Andrea Netti per Enea Simonetti e Mauro Paulinelli per Enrico Orazzi. Nessuno degli imputati era in aula. La Cassazione ha respinto tutti i ricorsi, ritenendoli infondati. 27 anni sono tanti, ha commentato l'avvocato Netti, ma rappresentano comunque un esito più contenuto rispetto all'ergastolo ricevuto da Arianna. È un risultato che restituisce un minimo equilibrio e un minimo di giustizia al mio assistito. Più critico l'avvocato Dionisi, che ha dichiarato: «Prendo atto della decisione della Cassazione, ma aspetto di leggere le motivazioni. Il mio primo motivo di ricorso riguardava la mancata rinnovazione dell'istruttoria. A Macerata i testimoni sono stati ascoltati, ad Ancona no. Macerata ha visto un film, Ancona un altro. Arianna Orazzi, secondo quanto riferito dal suo legale, ha già appreso l'esito della sentenza e non si sottrarrà all'esecuzione della pena. Il delitto di Monte Cassiano resta una delle vicende familiari più scioccanti degli ultimi anni, una tragedia maturata tra le mura domestiche, in un ambiente descritto come teso, oppressivo, dove la violenza non era esplosa all'improvviso, ma forse covava da tempo, fino a quel 24 dicembre in cui tutto è deflagrato in modo irreversibile. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.